Conferenza stampa oggi indetta dal rappresentante del Codacons di Agrigento sulle tematiche relative alla raccolta differenziata, dal tema "Dove finiscono i nostri soldi?". La proposta è quella di organizzare una tavola rotonda con la partecipazione delle ditte, degli amministratori, dell'associazione dei consumatori e dei cittadini utenti. Facile, il Comune stesso, grazie finalmente alle nostre molteplici diffide, dopo un anno dall'ottobre del 2021 ce le consegnano nell'ottobre del 2022, ci consegnano accesso agli atti e ci dichiara che nel 2020 questa amministrazione ha ricavato dalla vendita dei prodotti della differenziata 1.014.318,30 €. Ne mancano altre 750 che sono i soldi che oggi stanno facendo passare come un successo dei punti di raccolta che non avrebbero nessun senso di esistere se i CCR che erano nati di Piazza Ugo La Malfa e di Fondacazzo funzionavano bene. Non saremmo qua a parlare se i CCR 750.000 euro per metterli a norma con telecamere, con contenitori, con tutto ciò che prevede un CCR. Abbiamo fatto vedere nella nostra pagina, abbiamo distribuito alla stampa ciò che avviene a Enna, a 80 km da Agrigento, cioè i CCR funzionano perfettamente, la città è pulita, viene meno il lavoro dei netturbini, dei operatori ecologici che devono comunque occuparsi della raccolta, ne effettuano meno, e abbiamo più gente che può fare la pulizia, più gente che può dedicarsi all'osservamento, più gente, come ci dice l'amministrazione stessa in un altro accesso agli atti, oltre i 20 previsti, cosa che fino allo scorso anno, tutti sapete, in una conferenza stampa al Palazzo dei Filippini il sindaco e l'ex dirigente, il super dirigente Di Giovanni dissero che non era previsto l'osservamento. Oggi è previsto nel contratto, noi lo diciamo da sempre, sono previste 5 unità giornaliere che lavorino assieme agli operatori con lo spazzamento meccanizzato. Significa che se devono lavorare tutti i giorni è previsto lo spazzamento meccanizzato per zone. È previsto che 15 unità facciano l'osservamento, facciano la pulizia con la cosiddetta scopa. Agrigento non viene più pulita, non è aprendo e facendo cinema e facendo finta che anche il sindaco conferisce che si pulisce la città. Questi soldi che fine hanno fatto? Di Rosa, stringiamo questo lo dicano il senso loro. della Secondo conferenza noi stampa. Servono a fare spesso e solo assunzioni extra, lo dicano loro. 1 milione dal ricavato, 750.000 euro dal risparmio dei CCR e, attenzione, dai soldi delle premialità. Siamo a circa 2 milioni di euro. L'amministrazione lo dica, sfidiamo l'amministrazione a una tavola rotonda alla presenza della stampa, degli utenti, delle aziende. Finalmente vogliamo un confronto con le aziende davanti all'amministrazione e con le associazioni consumatori. Senta Di Rosa, lei è stato fortemente critico anche su questo mancato finanziamento che si è perso della rete idrica. Brevemente cosa dire? Non si è perso il finanziamento e oggi abbiamo certezza che si potrebbe perdere, ma non si è perso. Noi non siamo critici sull'operato di una persona, noi vogliamo la testa della persona che ha fatto il progetto e l'ha sbagliato. Non può essere che AICA, il comune scarichino il barile e nessuno paga. Se nella mia amministrazione io ho sbagliato, pago. Se c'è un dipendente, un ingegnere che ha sbagliato il progetto, che paghi. Non possiamo continuare a sentir dire che oggi AICA è diventato il covo di tanti raccomandati e non deve essere così. Noi confidiamo nelle stesse persone che lavoravano prima per una SPA, oggi sono alle dipendenze della politica. Non va bene, non va assolutamente bene. Quindi c'è la possibilità di rifare il progetto allora? Mi dicono che stanno preparando di nuovo il progetto, speriamo che questa volta chi di dovere sia bravo a farlo, però vogliamo la testa di chi ha sbagliato. Non è possibile che si è perso un lavoro, noi aspettiamo da 30 anni questi finanziamenti, abbiamo il finanziamento, rischiamo di perderlo perché un dipendente è stato asino. Che paghi quel dipendente, probabilmente è uno di quelli che lavora alle dipendenze di AICA e guadagna 6.000, 7.000, 10.000 euro. Non è così che può andare avanti la macchina amministrativa agrigentina.